Successo della Grissingborn in questa 29esima giornata del massimo campionato di basket, 83-68, il punteggio di una partita in cui Reggio Emilia era quasi costretta a vincere per poter ottenere il pass per i playoff. Il successo è arrivato contro Cantù, che aveva cominciato bene l'incontro, era stata anche davanti nel primo quarto, poi è stato un monologo per la squadra di Max Menetti. La chiave è la difesa, la pressione sulla palla, la difesa dell'area della Grissingborn tiene Cantù al 39% da 2. Per me lì sta la chiave della partita. Hai parlato di percentuali, Stefano, ed è stato praticamente perfetto questa sera Michele Antonutti, il capitano della Grissingborn. 5 su 5 dal campo, 3 su 3 da 2, 2 su 2 da 3. Probabilmente questa sera hanno pesato le motivazioni. Voi eravate, come abbiamo ricordato più volte, quasi costretti a vincere per continuare a sognare la post-season e essere protagonisti in questa stagione. Ma guarda, siamo una squadra tutta fatta di grandi giocatori, con una panchina lunghissima, con tutti i ragazzi che hanno voglia di lavorare, voglia di crescere, voglia di vincere. Sapevamo che avevamo fatto una grande cosa per la storia di Reggio Emilia, quella di vincere l'Euro Challenge, però sarebbe stato stupido adesso mollare e non credere nei playoff dopo tutta la stagione fatta, tutte le fatiche fatte. Oggi le motivazioni erano altissime e credo si siano viste. È stato il punto più alto della storia di Reggio Emilia, come ha detto il patron Landi, la vittoria appunto dell'Euro Challenge, e poi per te sicuramente è stata un'emozione particolare, perché abbiamo ricordato con le note di We Are The Champions, alzare il trofeo deve essere stata un'emozione pazzesca. Ma guarda, essere il primo capitano che alza una coppa europea e vedere lo stendardo appeso al Palabigi per la prima volta nella storia di 40 anni della pallacanestro reggiana vuol dire qualcosa di grande, vuol dire che abbiamo fatto un pezzo nella storia che rimarrà sempre a Reggio. È chiaro che alzare la coppa e sentire tutta la gente intorno che si alza, la gente che mi ha scritto, e sono queste proprio le immagini del prepartita, che sui divani si è alzata, sulla radio si è alzata, una città intera che ci ha aspettato come avessimo vinto una partita di calcio. Questo fa vedere l'attaccamento della città per questa squadra e il grande amore che questi giocatori hanno fatto vedere, perché siamo in tanti, qualche volta si gioca, qualche volta no, ma siamo tutti veramente lì con la testa. Coach Michelini. E tu sei la dimostrazione proprio di questo, la capacità di aspettare il tuo momento in un roster, come tu dici, e lanci un proclama profondo di grande qualità, e volete dire la vostra anche nei playoff. Sì, è un roster lunghissimo, un roster fatto di grandi giocatori, di giocatori esperti, di giocatori che hanno giocato in NBA, hanno vinto tantissimi scudetti, quindi una grande squadra, grandi giocatori, siamo tutti lì adesso pronti per questi playoff perché ci crediamo, e oggi abbiamo visto un palazzetto caldissimo e questa sarà la nostra energia. Grazie ad Antonutti e complimenti per la prestazione. Qui la nostra regia, curata da Marco Spoletini, ci regala una delle prodezze. Abbiamo detto partita perfetta per Antonutti. Intanto si stanno completando le partite, il successo di Pesaro a Brindisi, risultato ormai definitivo 74-70, ma siamo ancora lontani con gli altri confronti. Addirittura Roma è rientrata a Venezia, avevamo parlato di una Reyer padrona della partita, invece ora punteggio in perfetta parità, ma mancano diversi minuti al Taliercio, manca un minuto a Masnago per la sfida tra Varese e Siena, mancano 3 minuti al Forum di Assago, anche se Milano è sopra di 13 su Sassari. Caserta Cremona è lì sul punto di chiudersi, con Caserta sopra di 4, 67-63. Insomma, la giornata rischia ancora di vedere dei colpi a sorpresa, perché il divario tra le formazioni è minimo e mancano ancora diversi minuti, a conferma, Stefano, di un campionato apertissimo. Avevamo cominciato la nostra telecronaca dicendo c'è solo una certezza, al primo posto di Milano, per il resto tutto da decidere. Nell'insegna della miglior tradizione di questo campionato, altro non c'è da dire, come sempre. Dunque, successo della Grissingborn in questa 29esima giornata. Anche la prossima si giocherà con la contemporaneità di tutte le partite, con il regolamento che prevede appunto questo nelle ultime 2 giornate. Poi vi ricordiamo i playoff in esclusiva su Rai Sport, con le sfide dal 19 maggio, data di inizio, fino
fino al 27 giugno, eventuale gara 7 di finale. Vi ricordiamo anche che il grande basket su Rai Sport 1 continuerà anche in prima serata con la gara 5 della finale scudetto di basket femminile tra il Famila Vuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Grazie a coach Michelini per il suo commento tecnico, grazie alla regia che è stata curata da Marco Spoletini e grazie soprattutto a voi per averci seguito. Buon proseguimento con Rai Sport.